vita scandita dall'alternarsi del giorno e della notte, una vita assolutamente semplice. Eccoci in giro per le strade di Linosa. Qui siamo proprio ai limiti del centro abitato, perché le villette, quelle più organizzate, stanno in campagna, vogliamo chiamarla così, e sono più o meno tutte simili, con un piccolo giardino. Qualcuno ci parcheggia la barca, qualcun altro invece semina tutto quello che può servire per organizzare il pranzo e la cena. La vita qui, dicevo, è assolutamente semplice. Si lavora e poi il tempo libero si passa con gli amici, naturalmente. Una volta ci si riuniva per ascoltare le storie raccontate dai vecchi. Oggi invece ci si riunisce davanti alla televisione oppure a casa di qualche amico. Questa è la bicicletta di Giovanni e oggi questa è la sua casa. Guardate che meraviglia. Piccola ma deliziosa, c'è tutto. Ma c'è tutto soprattutto fuori. Il suo mondo ormai è diventato questo. Gio sta fissando quella che è la sua idea di Linosa. Tu stai facendo una fotografia in questo momento. È la mia casa vista da quell'angolo e questo è il vulcano, il Monte Nero, che io vedo tutte le mattine appena mi alzo. Mentre invece a Brescia vedevo il traffico. Sei venuto qui in vacanza? Sì, 2 anni e l'anno scorso mi sono talmente innamorato di quest'isola e ho detto alla mia grande amica Lia se mi trovavo questo appartamento, me l'ha trovato. Tu l'hai convinto a rinunciare a tutto questo. Per te Linosa cos'è, tu che sei nata qui? Per me Linosa è tutto. È tutto, infatti ho 42 anni e non sono mai voluta andare via perché amo questo posto. Questa è una sorta di book fotografico di Linosa. Prova a raccontarcela tu. Questa è la tipica casa di Linosa. È piaciuta molto ai linosani, che li chiamano dinosauri, per questa profondità. Anche se a me all'inizio questi colori non piacevano molto, perché da noi i colori forti non vanno molto. Anche perché qua fa un po' patriottico, un po' Italia, rosso, bianco e verde. Però andando in giro si vedono questi colori abbinati bene, è una gioia vederli.